Ben ritrovati a 7 Sera, continuiamo a parlare di attualità, cronaca, ma adesso scopriamo anche il mondo dello spettacolo insieme a Laura Bozzi, ben ritrovata, direttore responsabile di Vero, e poi benvenuto a un ragazzo, ve l'ho detto prima, veramente meravigliosi. Allora, buonasera per la Pendenza, attrice e conduttrice. Buonasera a te, grazie. E buonasera anche a Tiago Alves, modello e attore. Buonasera. Oh, è sempre un piacere ospitare questi ragazzi, vero? Io poi l'altra volta ero con Givago, questa volta con Tiago, insomma io casco sempre in piedi. Esatto, tu torna più spesso che anche quelle puntate a me vanno sicuramente bene. Va sempre bene comunque. E oggi grazie a te tutti i nostri ragazzi sono attentissimi. Allora per l'ultima puntata devo dire che sei tu il piccolo regalo agli operatori e alla regia. Anche io sono fortunato, sono con 3 donne. Tu sei piazza tra le donne. Io ho pensato a noi. Sentite ragazzi, noi stavamo parlando prima della pubblicità di un nuovo fenomeno che è arrivato in Italia, del fatto di scegliere il lavoro dei propri sogni piuttosto che quello che magari è già avviato. Questo è un bellissimo modo, una bellissima moda speriamo, però c'è da dire che ci porta su un discorso abbastanza difficile, quello del lavoro oggi, il fenomeno della disoccupazione, un fenomeno pazzesco soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi, purtroppo è in crescita e tantissimi ragazzi, siamo arrivati al 29% dei ragazzi universitari fuggono all'estero, come ha detto per esempio Milly Carlucci, sì, che lei ha 2 figli grandi, nel senso che hanno più di 18 anni, che però hanno scelto di andare a studiare all'estero, perché all'estero effettivamente ci sono ancora fortunatamente dei paesi dove le occasioni di lavoro sono maggiori e quindi loro hanno fatto una scelta anche perché non hanno seguito le orme della mamma, quindi non fanno parte del mondo dello spettacolo, di conseguenza hanno avuto maggiori opportunità di trovare lavoro all'estero, anche perché io penso che loro che sono qui potrebbero testimoniarlo, si ha sempre la tendenza a pensare che chi entra nel mondo dello spettacolo praticamente sia a posto per tutta la vita, mentre secondo me è l'esatto opposto. Lei ride. Infatti, no, però non ti volevo interrompere, ma comunque il mondo dello spettacolo in Italia è un mondo precario, soprattutto per i giovani, nel senso che ci sono tante ragazzine che vorrebbero iniziare modella, fotomodella, televisione, che poi non hanno uno sbocco. Se tu, ad esempio, vuoi fare l'attore, secondo me in America comunque ti danno molta più possibilità. Ok, vorresti fare l'attore, studia, fammi vedere che sei bravo e puoi diventare attrice, attore. Qua in Italia è molto, ma molto più difficile. È più difficile, sì, è vero. Difficile arrivare, è difficile soprattutto sostenere e rimanere la propria carriera, anche, perché esatto. questo è durissimo. A te invece chiederei, tu hai fatto la scelta proprio opposta, sei venuto in Italia, dopo tra l'altro una carriera anche avviata, perché tu eri già un grande modello, hai sfilato con grandissime top per grandissime marche. Come mai? Cosa è successo quando hai deciso di venire inItalia? Ovviamente, forse anche perché è patria della moda, ma che clima diverso è cambiato? Infatti stavi dicendo la cosa giusta, perché in Brasile ho visto che era difficile, ho cominciato con la moda lì e non trovavo lavoro. Invece qua ho trovato l'America in Italia, ho cominciato a lavorare, ho avuto l'opportunità di lavorare negli spettacolo, quindi per me è andata bene. Comunque sono dovuto uscire del mio paese. Esatto, la moda aiuta tanto. Tendenzialmente nella moda vanno tantissimo i brasiliani, perché è una cosa, comunque siete tutti molto belli, anche come donne, so che... Sì. Anche le nostre donne italiane sono bellissime. Sì, le donne italiane, però abbiamo una rappresentante. Diciamo che c'è una tendenza a spostarsi molto sul brasiliano, c'è stata la moda del momento delle russe, quest'anno... Però anche tu per esempio vuoi fare l'attore, hai già esordito anche in teatro, giusto? Sì, anche in teatro. Ecco. E allora tutti e due invece tu già iniziavi a raccontarlo. Cosa ci vuole per fare la differenza? Perché in questo momento sicuramente in Italia bisogna avere qualche cosa in più, qualche cosa che negli altri non si trovi. Ma sicuramente secondo me devi studiare, cioè bisogna avere un minimo, una base, dipende poi ovviamente quello che vuoi fare. Se vuoi fare l'attrice non puoi dire ok, sono bello, sono figo, scusate la parola, faccio l'attrice. No, c'è alla base un lavoro, bisogna vedere se si è portati, perché non è che solo perché sei bella puoi farlo. E quello può fare la differenza, poi comunque la gavetta, cioè bisogna veramente fare all'inizio tutto quello che ti viene proposto, è sempre poi un'esperienza che ti rimane come bagaglio. Sì. Voi due siete tutti e due giovanissimi, quanti anni avete? Io ne ho 27. Uguale. Ecco, anch'io, anche Io lei, sono la più vecchia. va bene, siamo tutti così, ma anche lei, 27, anche lei, facciamo così questa sera. Per cui vuol dire che la gavetta è andata in fretta, avete iniziato subito, ma c'è stata anche un pochino di fortuna. Cos'è stato quella che vi ha premiati secondo voi? Quale pregio, quale cosa?
Io devo dire che ho iniziato molto presto con la moda, queste cose qui, poi volevo andare a Roma, sono stata a Roma un periodo per provare il cinema, perché il mio sogno più grande sarebbe il cinema, comunque, vabbè, ovviamente studiare tutto quanto. Sono tornata a casa su Milano e un giorno ho avuto la fortuna anche di incontrare la Remida Record, che è una casa di produzioni, e con loro poi ho iniziato una collaborazione, mi seguono. E da lì, devo dire, non ho mai smesso completamente, cioè non c'è stato un periodo, un momento dove ho detto no basta, adesso non lo faccio più perché non sto lavorando. Certo. Tu invece? Io facevo tutt'altro, giocavo a calcio e studiavo. È vero. E alla fine mi è capitato di fare il modello perché mi hanno visto, mi hanno chiamato. Io ho cominciato piano piano in Brasile, però ho visto che lì non lavoravo bene, un'agenzia qua a Milano mi ha visto delle foto, hanno chiamato di lavorare qua, sono venuto. E qua è funzionato. Bene, per cui sì. resta qui. Resta Noi qui. ti Ormai ti abbiamo adottato, ti abbiamo adottato, Sì. quindi Ormai anche vedi, il vedi. cuore, metà metà. Però sì, no, lei diceva anche una cosa giusta, cioè il fatto della gavetta, perché io vedo molto spesso, anche noi intervistiamo personaggi tra conduttori e attori, perché poi il mondo dello spettacolo ricopre molte fasce, dove la lamentela principale è quella, cioè del fatto che spesso e volentieri ti passano davanti persone che non hanno fatto la gavetta. Poi c'è chi magari effettivamente se lo merita, nel senso che ha delle doti, delle qualità, e chi magari a detta dei colleghi non se lo merita e tuttavia passa davanti, perché poi questo penso che sia una cosa che voi avrete riscontrato, immagino, in prima persona. Ora. Ecco. Ora. Noi abbiamo, esatto. Beh, tu comunque so che attrice, stai conducendo adesso con Marco Liorni. Attualmente adesso stanno andando in onda gli ultimi special, diciamo, della trasmissione che ho appena finito di girare, che insomma, siamo stati in giro, si chiama Fiction Mania, io e Marco in giro per tutte le location di tutte le fiction che sono state girate per la Rai, va in onda giovedì sera su Rai Premium. Quindi mi raccomando, facciamo un po' di pubblicità. Va bene, perché 27 anni sei italiana, io e giovani dobbiamo andare avanti, facciamo così. Comunque è stato veramente, veramente bello, interessante, poi ho anche imparato molto da Marco. No? Poi quando ti affiancano appunto dei conduttori che hanno esperienza, io che insomma ho iniziato da poco, ho imparato molto anche da lui. È anche una bella soddisfazione, io esatto, credo, perché voglio dire, non ti hanno affiancato a uno sconosciuto, infatti. Quindi insomma immagino che in questo caso la gavetta sta servendo. E poi si impara un po' tutti i giorni, insomma, bello imparare così anche sul campo e dare il meglio di sé a fianco a un grande. Tu invece progetti in arrivo, date importanti da dirci per stare con te? Adesso ho delle opzioni, però quest'anno è cominciata abbastanza lento, diciamo. Infatti sono andato anche in Brasile, lì ho avuto qualche proposta che vediamo. Sto aspettando delle risposte. Dai, aspettiamo, siamo tutti con le dita incrociate. Io aspetto di paparazzarlo quest'estate, perché qui poi sai che io faccio un familiare che tratta anche cronaca rosa, quindi ti farò seguire dai fotografi. Sì, è single, mi dicono che è single. Infatti così ci introduciamo, visto che sta arrivando la pubblicità, noi vi facciamo assaporare quello che succederà nel nostro terzo ed ultimo blocco. Vogliamo sapere tutto degli amori estivi nel mondo dello spettacolo. Allora, tu sei single, già detto io, posso non crederci molto? Si può? Si può. Non ci credo che le donne italiane non si siano andate... No, ma quello può essere, bisogna vedere però lui, perché sai, vedi. No, sì, ma da poco, per quello da forse. Poco c'erano magari. E tu invece? Io non lo dice? Ma noi lo scopriremo. Vedremo. Noi adesso tutta sera ti teniamo qua finché non dirai sì o no, va bene? Allora fate così, restate qui con noi, adesso c'è un pochino di pubblicità e subito dopo continuiamo a parlare di gossip, estate, mare, spiaggia, amore, di tutto e di più, state qui.